Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia e grazie a tutti voi che avete voluto intervenire nonostante la pioggia che da molte parti forse ha scoraggiato qualcuno. Comunque anche chi non ha voluto venire potrà comunque vedere il filmato della serata che sarà poi pubblicato sul nostro canale YouTube. Ringrazio anzitutto il nostro ospite Enrico Sello per aver accettato l'invito del nostro club, così come ringrazio Marta Riservato che ci leggerà alcune delle pagine dai libri di Enrico Sello, e poi ringrazio molto Anna Baldo ed Elia Tomai che ci hanno messo a disposizione questo spazio con neanche troppo preavviso. E anche il sindaco Daniele Chiervesio che questa sera è venuto a farci un saluto e a cui passo immediatamente la parola. Grazie a tutti voi per essere qua questa sera in questo luogo che appunto ha ricordato, messo a disposizione da Elia e da Anna come riferimento per la gestione di questi spazi del Museo della Vita Contadina. Ci siamo visti al Castello di Villalta qualche mese fa per un saluto e all'epoca ci dicevamo proprio che saremmo stati disponibili ad accogliere volentieri qualsiasi incontro che l'AIM volesse promuovere sul nostro territorio, per cui ringrazio anch'io Elia e Anna, ringrazio voi di essere qua questa sera. Sono incuriosito anch'io per il tempo che potrò fermarmi ad ascoltare, che il titolo Caos e Poesia già è abbastanza accattivante, quindi ringrazio anch'io gli ospiti, anche Marta Riservato che ho avuto il piacere di ascoltare in altre occasioni nel nostro paese con le sue manifestazioni culturali che sono sempre state molto apprezzate. Quindi grazie a tutti voi e buona serata. Grazie. Ma, mi permetto di raccontarvi un piccolo fatto personale per introdurre il nostro ospite. Io non ho conosciuto Enrico Sello grazie ai suoi... Grazie. Mi ha parlato di lui una persona molto importante per me e me ne ha parlato in modo curioso, in qualche modo attraente, quindi mi sono detto che volevo saperne di più di lui, ecco. E così ho letto i suoi libri, che sono cose piccole, si leggono in poche ore se uno li vuole divorare, ma che in realtà si prestano anche ad una lettura diversa, molto lenta, fatta di interruzioni, di riprese. Il suo primo libro, quello diciamo così di cucina, ecco, l'ho letto in 2 ore ed è stata una piccola rivelazione per me. E il secondo, che è diciamo un'autointervista sull'architettura, l'ho letto nelle 2 ore immediatamente successive. E poi ho cominciato il terzo libro di Enrico, che è un monologo sul niente e quindi su tutto, direi, e ci ho messo 1 mese e mezzo a leggerlo. L'ho preso, poi lasciato, poi ripreso, è stato aperto per settimane col dorso in su, appoggiato sul mio divano, poi qualcuno lo spostava e lo metteva, lo richiudeva, lo metteva sopra una pila di altri libri e io lo riaprivo e lo mettevo nella stessa posizione. E come dire, i 2 libri precedenti mi avevano in qualche modo parlato di me stesso, perché leggendo le parole di Enrico io ho letto pensieri che in definitiva sentivo appartenermi da molto tempo, ma che non avevo mai trovato scritti in maniera così precisa, così puntuale. E quindi quel terzo libro l'ho affrontato in modo diverso, diciamo, rispetto agli altri 2. Ho capito che non dovevo leggerlo in fretta, ma che dovevo masticarlo in qualche modo, mandarlo giù e vedere se mi avrebbe fatto bene o se mi avrebbe fatto male. Ed è così che consiglierei a chiunque di leggere quel libro. Dopodiché
ho voluto incontrare Enrico Sello e invitarlo qui questa sera, perché a quel punto ho pensato che un incontro con lui fosse il modo migliore di aprire un piccolo ciclo di incontri che mi piace dedicare al tema arte e poesia nell'artigianato. E credo che dell'artigianato si parli molto molto poco, quando in realtà si tratta, credo in assoluto, della forma più alta del lavoro umano, perché l'artigianato coinvolge l'uomo in ogni suo aspetto, nell'attività manuale come in quella intellettuale, ed è un lavoro che, se è svolto con coscienza, con ingegno, interroga l'uomo nel suo quotidiano, non è mai un ripetere, ma è un ripensare, ricreare le cose. Ecco, io credo che Enrico Sello in parte almeno condivida questo modo di pensare al suo lavoro, e sarà lui stesso a dircelo, ma in realtà non l'ho presentato, ecco, quindi solo due parole per dire che Enrico Sello, oltre ad aver scritto dei libri, come ti ho appena detto, fa l'architetto, ha un bellissimo studio in centro a Udine che è praticamente una grande Wunderkammer, direi, e dicono che abbia anche una bellissima casa a Villafredda di Tarcento, che è un borgo medievale dove lui vive, e che lui apre ogni anno ai primi di giugno per una festa, un evento dedicato alle piante, che sono un'altra sua passione. Ovviamente il cognome di Enrico rimanda a personaggi notevoli, perché suo bisnonno forse, no? Era Giovanni Sello, era un inventore ed era colui che impiantò il grande mobilificio Sello, che nei primi del Novecento si trasferì in piazza Primo Maggio a Udine, e nella cui sede, che fu edificata qualche anno dopo, è la sede dell'Istituto d'Arte Sello, che tutti conosciamo e che la famiglia di Enrico donò al comune negli anni 50, credo, 50-60. Poi devo dire che un altro Giovanni Sello, cioè il padre di Enrico, io lavoro quotidianamente con i geometri, è ancora nella memoria di moltissimi geometri di più generazioni, essendo stato per tanti anni presidente dell'ordine di Udine ed essendo stato una figura di grande riferimento per moltissimi professionisti ancora in attività. E allora è proprio dalla professione, dal suo mestiere di architetto, che io vorrei partire così, chiedendo qualche cosa ad Enrico Sello. Il mestiere di architetto, visto dall'esterno, è il mestiere di uno che progetta cose in cui si svolge la vita dell'uomo, progetta cose che servono all'uomo nella sua vita. Ma nel modo in cui Enrico Sello fa questo mestiere, la prima cosa forse che si nota è tutta la, diciamo così, fatica della libertà, cioè libertà dagli stili, dalle mode, dalle scuole, dai luoghi comuni. C'è anche in un certo senso la ricerca della libertà dal tuo bagaglio di esperienze precedenti, cioè l'emancipazione dai preconcetti, che porta ogni volta a ricominciare in qualche modo da zero, come se tecnica e esperienza andassero ogni volta messe da parte o comunque ripensate criticamente. E quindi la prima cosa che chiederei a Enrico è: perché è così importante questa libertà nel mestiere di architetto? Beh, intanto volevo scusarmi della mia timidezza, e poi mi sembra che sia venerdì sera per tutti, quindi insomma la stanchezza di un vecchio architetto, lo faccio solo per scusarmi, per essere scusato un po' prima. Non si sente. Non si sente? Allora parlo senza microfono, si sente meglio? Sì, pronti? Ecco. Allora dicevo della mia timidezza che sì, mi scuso, e poi è venerdì sera per tutti, anche per un vecchio architetto come me. Questo fatto di essere liberi
è una cosa positiva e una cosa negativa, ovviamente, nel senso che comunque avere dei vincoli, avere uno stile, in qualche modo è una costrizione, cioè avere uno stile che comunque sostanzialmente lo stile non esiste, no? Esiste un approccio che deve essere diverso volta per volta a seconda del tema. In ogni spazio, in ogni cosa ci deve essere un tema, perché se non ci si inventa un tema non si riesce a risolvere queste cose. Il progetto c'è già dentro lo spazio che noi dobbiamo affrontare, basta solo tirarlo fuori, basta solo trovarlo, e trovarlo con gli strumenti giusti, cioè nel senso ogni volta cercare di capire, di rileggere, di reinterpretare, di porre un accento qui, un meno di là, ecco. E quindi ogni volta bisogna avere questo spirito assolutamente libero. Io non ho mai fatto un progetto uguale all'altro, e quando faccio delle cose che piacciono agli altri, che piacciono per esempio all'industria che vorrebbe produrle, io dico di no, perché lo faccio solo per quel cliente lì, non lo faccio per tutti, non lo faccio per cosa. Faccio, se disegno per esempio i lampadari per un ristorante, se mi chiedono un altro lampadario ne invento un altro, cioè, e questa mia sartorialità, chiamiamolo così, no? che un po' mi distingue anche dagli altri miei colleghi che hanno una riconoscibilità stilistica sempre molto elevata. E poi un'altra cosa che mi piace sempre è quella di passare con delicatezza sulle cose, nel senso che vorrei che non si riconoscesse il mio segno di intervento, vorrei che passasse indenne questo segno. Vorrei essere, cioè, molte cose per esempio di Udine non sanno che le ho fatte io, ma questo mi inorgoglisce in qualche modo, non mi spaventa e non mi fa così. Sono un architetto umile, ma non lo so, forse no, ma non voglio lasciare dei segni prepotenti, delle firme così clamorose, perché mi riservo sempre di farne dei segni nuovi. Come diceva Carducci dopo il Nobel, qual è la poesia migliore che scriva? È quella di domani, no? Cioè, si spera sempre che i segni di domani siano comunque un riassunto, un epitome di tutto quello che è stato fatto precedentemente. Per cui insomma così, io poi non so, con il notaio qui presente non abbiamo fatto una scaletta di quello che devo dire io, di quello così. Io ho detto, guarda, se volete vi porto degli esempi, se volete vi porto, facciamo delle chiacchiere comunque, insomma, non siamo qui a fare né scienza né tecniche né varie cose, ma semplicemente a capire un attimo quali sono i meccanismi della creatività di una persona che poi fa anche l'architetto e che comunque è un maestro del depistaggio, di divagare il più possibile. Infatti i libri è uno sulla cucina, perché ho detto, boh, lo scrivono tutti, scrivo uno anch'io, mi sembra giusto, insomma, no? Poi uno sull'architettura perché mi sembrava un po' doveroso, e si chiama Bovindo perché è la traduzione italiana di bow window, finestra d'arco, no? È un termine che uso solo io e Paolo Conte nelle sue canzoni, ormai non ci sono altre cose. Il terzo è non è sul niente come ha detto lui, è sul nulla, che è ben diverso. Niente è una cosa, nulla è un altro. Il nulla, come diceva il Parini, è interessante perché si può giocare con lui come se fosse un garrullo passero. Quindi da lì nascono tutta una serie di situazioni che non sono legate al nulla, ma sono legate alla potenza invece delle cose che il nulla annulla in qualche modo. Poi ho scritto un libro di botanica, chiamiamolo così, di esperienze mie o anche di altri,
sul mondo della natura, sul mondo agricolo, sul mondo della produzione, perché è una mia passione, e mi sono sempre interessato di vivaismo, di coltivazione di piante aromatiche, di pomodori neri, commestibili, di cose strane che comunque sembra che il mercato abbia in qualche modo ammazzato, no? E l'ultimo ho scritto questa epitome che è un riassunto, una sintesi, sostanzialmente un delirio di quello che io penso. Arrivavo la sera a casa, mi mettevo a scrivere, per cui non c'è neanche nel mio modo di scrivere un ordine, non c'è anche lì una stilistica, insomma, c'è come parlo io così scrivo, ecco, insomma. Ecco, cominciamo a leggere qualcosa allora magari di quello che ha scritto Enrico Sello, e ascoltiamo per esempio da dove vengono secondo Enrico le idee di un architetto. Prego Marta. Già l'architettura è mettere insieme cose complesse che nella realtà si trovano slegate e disgiunte. Puoi credere se ti metti a fare i conti tra idee pure e norme di attuazione di un piano regolatore generale. Lotta impari e alchimia improbabile. Scusa, ma devo farti un esempio di come si incastrano le cose nella testa di un architetto, se no non capisci. Quello che contribuisce e serve a elaborare un'idea viene da molteplici parti. Si dice che non puoi progettare cose che non hai almeno sognato. Il progetto è la sintesi di tutto il tuo sapere. Può venire dalla musica, dal ritmo, dall'ordine, come dal contrario, dalla letteratura, dal cinema, da tutto. Dalla natura. Omnia ars imitatio natura est. Seneca. Dalla cultura, dalla vita, tutta. Forse la cosa più difficile è trovare un'idea mettendo insieme cose che nella vita normale hanno soltanto il loro stesso senso compiuto. Ma mettere insieme i versi di una canzone di Paolo Conte con un'inquadratura di un film di Tim Burton e anche una parte di un libro di Georges Perec con quelle incredibili pere e mele di Cézanne, ma anche semplicemente la sensazione di terpore di una donna, con il muso di un cavallo accarezzato e la liscezza di un nocciolo di nespola, è già difficile. E poi, da tutto questo lavorio di confronti, scontri, relazioni e sensazioni, cose con senso e altre no, deve poter venire fuori qualcosa, un'idea o anche mezza, che in genere esce per emersione, come la panna nel latte o il formaggio cagliato. Può venire fuori qualcosa subito o dopo o molto dopo o anche mai. Non è detto che l'alchimia sia quella giusta, che i dati di partenza siano stati scelti correttamente. Ecco, per esempio, un concetto che emerge chiaramente da queste parole è che per fare il tuo mestiere, ma forse qualsiasi mestiere, c'è bisogno di una sorta di distacco, cioè c'è bisogno di astrarre dal singolo incarico e di aprirsi continuamente a esperienze diverse, cioè fare altro in buona sostanza, perché nel lavoro in definitiva si riversa tutto ciò che siamo, tutta la possibile ampiezza del nostro sentire. Vuoi parlarci un po' di questo tuo approccio al lavoro? Ma guarda, forse è meglio che vi faccia un esempio. Bene. No, ho portato qui dei modellini piccoli. Allora,
po' di scartoffie, un po' di cosine. Ecco, questa qui è stata un'occasione, quella di aver inventato, non ho inventato una parola grossa, insomma, comunque di aver concepito un tavolo trapezoidale, no? Perché un tavolo deve essere per forza quadrato, tondo, ovale o rettangolare? Grazie a un'occasione in cui stavo facendo un lavoro in Albania e avevo questo lotto tutto trapezoidale, ho detto, beh, allora cominciamo dal lotto trapezoidale e che questo trapezio diventi un tormentone, no? Cioè, il tormentone è, dici, bene, adesso inizio dalla pianta e comunque vado avanti sul tavolo. Questa cosa, per disegnare un tavolo bisogna astrarsi, cioè o si conoscono perfettamente tutti i tavoli che sono già in produzione, e io credo di conoscerne non più di 10, no? E c'è gente invece che conosce quello lì, l'ha fatto Albini, quello lì l'ha fatto questo, l'ha fatto quell'altro, adesso io prendo quello lì, lo miglioro, poi trovo magari un mercatino e questo dopo mi fa venire un'idea, eccetera. Se invece ci si astrae dal tema e si comincia a pensare che il tavolo è un piano che per comodità, lui sarebbe stato lì volentieri a terra per la forza di gravità, e per comodità noi ce lo sistemiamo a un'altezza di 72-75 centimetri. Quindi se partiamo da questa astrazione qui non c'è più un riferimento a cosa hanno fatto gli altri, è partire da zero sul tavolo, per cui è venuto fuori il tavolo trapezoidale. Il tavolo trapezoidale è anche un tavolo democratico, perché qui sta il minghirlino, qui sta quello un po' più ciccio e qui il ciccione, no? Quindi in qualche modo diciamo funziona anche in termini di democrazia, ma se si uniscono più di questi tavolini che non hanno la stessa inclinazione, uno è 5 gradi, l'altro 10 gradi, si possono costruire delle figure, si possono diventare anche rettangolari, e posso o ricostruire una figura intera in qualche modo definita rettangolare o quasi, oppure posso fare una cosa che in qualche modo comincia a curvare, comincia a diventare una composizione, diventa un sistema, no? E questo sistema è un sistema banalissimo, di fatto sono sempre 4 gambe, di fatto lo stesso materiale, di fatto così. Questo era il principio, dire, se noi non partiamo da una cosa in una maniera astratta proprio, completamente al di fuori delle nostre conoscenze, e noi ripartiamo da zero, è difficile in qualche modo arrivare a superare i luoghi comuni. Non so se mi sentite. Un altro esempietto, poi uno dice, vabbè, allora facciamo il tormentone, facciamo anche la sedia, no? Sedia trapezoidale, che magari per gioco alcuni hanno il bracciolo a sinistra, alcuni il bracciolo a destra, cioè una cosa così. Un'altra cosa abbastanza, per esempio, simpatica è questa robina qui, che è stata inventata per diciamo un bar che non aveva la possibilità di portare dentro, aveva un grande magazzinaggio di oggetti d'arredo, dei dehors, e che quindi abbiamo inventato questa cosa così, che sono delle panche fatte di tavole semplicemente, che sono a volta più piccole e entrano dentro come un effetto matriosca, no? L'effetto matriosca mi piace sempre un casino, insomma. Allora, questa cosa qui, quando è così, occupa poco spazio, lo spazio di una tavola per una certa altezza, ma quando cominciamo a mettere insieme questa figura qua come un tavolo in cui sostanzialmente non ci sono il concetto del tavolo, ma sono semplicemente dei buchi tra un tavolo. Ecco, allora uno si può sedere qui, può leggere il giornale qui, può bere caffè qua,
può stare in piedi qui e farsi l'aperitivo. Manca un pezzo che è ancora più basso, perché la differenziazione è le altezze, 45, 70, 90, 120. Manca un pezzo perché non l'ho portato, mi sono dimenticato, e bisogna sempre cercare di dargli un titolo a queste cose, no? Questa qui è una canzone di Mina, sono come tu mi vuoi. Quindi 5 pezzi che... C'è una mosca. Vabbè. La mosca è a suo agio sul tavolo. Quindi il principio ordinatore di questa cosa qui è, allora questa cosa l'abbiamo realizzata una volta sola, abbiamo fatto una specie di performance, no? Per vedere se la gente capiva come utilizzare sta roba. L'ha capita subito, sembra una roba incredibile, no? E questa roba qui, che è banalissima, in realtà è fatta di panchette che hanno una struttura di irrigidimento sotto, è una cosa che secondo me, io non ho mai visto una roba del genere, non so se l'avete vista voi, insomma, magari io ero distratto, non l'avevo visto. Che poi comunque tutte le cose, in questo caso qui è l'altezza che determinano un po' le cose, ma se io faccio delle scatole così, no? Come questa, che ovviamente hanno una barra per tenere duro e per impedire questo effetto, no? di oscillazione di questa roba qua. Questa è una panchina, un elemento, un piccolo espositore oppure un tavolinetto, cioè queste robe qui le faceva già Le Corbusier nel suo Cabanon, insomma, no? Voi che sapete queste cose. Però nel sistema di organizzare più di queste cose, no? Uno può dire, ecco, io organizzo una specie di libreria e quindi individuo un sistema espositivo, un sistema di organizzazione di queste semplicissime scatole in una forma in cui anche i vuoti possono essere contenuti, io posso mettere i libri lì oppure le bottiglie di vino, ecco. Poi magari questa fascetta qui può essere anche scritto che cosa c'è dentro, no? Bottiglie di vino Barolo del 1932, ecco. Quindi diventa anche un sistema, due sistemi, tre sistemi, partendo da un oggetto semplice, da un oggetto base, non grandi cosone, ecco, insomma. Bisogna sempre individuare la possibilità che questi sistemi possono essere composizioni complesse. Dalle cose semplici si passano alle cose complesse. Ecco il caos che viene fuori, scusa. E in questo modo si sposta un po' il momento creativo anche su chi fruisce poi della... Certo, perché le persone devono inventarsi modi di abitare che ormai sono sempre più desueti, no? Cioè, per esempio, la domesticità. Non ne parla nessuno. Adesso ne parliamo. Prima io volevo farti un'altra domanda. Dimmi. Anzi, prima volevo ascoltare Enrico Sello che parla del brutto e di come la natura può insegnarci a liberarci in qualche modo. Oggi ho fatto in macchina molti chilometri, attraversando paesi, frazioni, località in cui il bello si è decisamente perso per strada. Come siamo arrivati a questo? Non lo so se è solo mio il senso di fastidio, di disagio, di schifo, oppure se tutto il senso del bello perduto sia cosa comune e che tutti abbiamo la medesima sensazione, ma poco importa. Siamo arrivati a questo stadio piano piano? Tutto in un colpo? Per gradi? Nemmeno questo è importante. Sta di fatto che adesso siamo al punto di non ritorno tra l'orrido e il passabile. Ci si abitua alla bruttezza. Questo è innegabile.
Altrimenti la gente che abita in questi posti non sarebbe così spaesata, come un pesce in un acquario, con gesti che si ripetono come andare alla fermata dello scuolabus a prendere i bambini e andare dalla casa alla macchina con l'illusione di poter scappare, essere così obesi da fregarsene dei codici estetici relegati nelle riviste di moda del parrucchiere, avere occhi tristi e sguardi persi. Forse un aspetto si insinua in queste realtà da grande fratello in cui ognuno fa una vita che non vorrebbe, ma intanto la fa. E la percezione è quella di un vivere metafisico che striscia come sospeso nella piazza con il monumento ai caduti, la fontana e le panchine di design modernista. Anche nella vecchia insegna giocattoli di un vecchio negozio chiuso da tempo, l'insegna del panificio, nel vendesi su molte case ormai vetuste, nei giardini e nelle corti abbandonate. C'è un po' di metafisica, un molto triste e rassegnato essere degli abitanti attoniti in attesa del tempo che passa. Ora, se alla bruttezza ci si può abituare e se la metafisica è solo sospensione, il mio pensiero va a quanta energia dovremmo metterci per invertire la tendenza, a quanti infiniti lavori di trasformazione potremmo essere costretti per poter tornare indietro, a negozi aperti, a osterie, a piazze, non più monumenti, ma luoghi di aggregazione, a volti felici. Per cui torno a casa schifato ed esausto, come penso facciano tutti gli abitanti di questi luoghi non luoghi, sperando che domani vada meglio e che dopo un buon sonno ci si risvegli migliori e almeno in pace. L'evasione dal carcere che ci siamo costruiti è possibile. Non so se avremo abbastanza energia in futuro per attivare la trasformazione da brutto a bello. Non so se avremo abbastanza testa per farlo, senza sprecare nulla, come abbiamo fatto in passato, con lo spirito contadino che ci contraddistingue, che ci può concretizzare con un atteggiamento del tipo: mi serve una cosa e allora la costruisco, poi me ne serve un'altra e aggiungo un edificio, una stalla, una tettoia. Mi nasce un figlio, si sposa e gli do i soldi per farsi una villetta fuori dal paese. Il che ha comportato costi sociali incontenibili, cosa da tempi di vacche grasse, quelle che non ci sono più nell'economia contadina, di maiali che forse neanche ci sono più avanzi da dare loro, qualche sparotta e spennacchiata gallina a cui si dà da mangiare mangime selezionato e il pane si butta nel pattume. Ma la domanda, come possiamo salvarci da questa miseria di paesi dormitori, è ancora senza risposta. La salvezza passa da un alleato di sempre, la natura, che non è quella dei campi arati da trattori mostro. Quella spero sia destinata a sparire, così come è concepita adesso. Ma da quei boschetti di acace e noci nati da soli, cornos dagli steli rossi quando è inverno, bellissimi segni naturali di cose trascurate, ma non per questo meno belle. Credo si chiamano boschetti ripariali. Devo controllare, ma mi piace pensare che il nome sia dovuto al possibile riparo di specie selvatiche, uccelli, rane, lepri, che attutiscano il vento quando soffia cattivo. Sono, questi, i segni belli sia d'estate sia d'inverno, con il fascino del mondo selvatico, unico punto esteticamente valido di un tratto di strada appena fuori dai paesi fantasma. Morti quelli, vivi e vegeti gli altri. Solo la natura potrà salvarci, magari invadendoli, come l'edera che attecchisce ovunque.
Addomesticare la natura è solo una delle tante forzature che siamo ormai abituati a fare. Domare i vegetali in forme improprie, trasformare di fatto l'esuberanza della natura in qualcosa che più innaturale non si può. Che ci sia anche un bel po' di cattiveria in tutto questo sembra fortemente probabile. Distruggere, addomesticare, infierire per far vedere chi è l'essere dominante. L'uomo, lo stesso con le sue infinite miserie esistenziali. Ho imparato col tempo a essere delicato e con l'età, che non mi consente gesti eclatanti, a permettermi di fare il meno possibile, a lasciar fare alla natura, a essere sostanzialmente pigro, ma con la giustificazione che il non fare sia opera più giusta che il fare a tutti i costi. Le erbacce intorno all'orto sono benefiche, lasciatele stare. Coprite il suolo con più specie possibile. Il terreno nudo appena arato non va bene, riempitelo di ortaggi e di fiori nella tradizione friulana che nell'orto ci deve essere di tutto e di più. Già che ci siete, cercate di rovinare il meno, ma proprio il meno possibile, di inventarvi una vita che vi faccia stare meglio che potete. Siate aperti agli altri e curiosi delle loro esistenze. Mangiate poco di tante piccole cose, non molto di una portata sola. Ogni tanto dimenticate chi siete e provate a essere quello che gli altri non si aspettano da voi. Ti chiedo, Enrico. È quasi imbarazzante. Non mi ricordavo di aver scritto. Sì, no, ma non mi ricordavo di aver scritto queste cose così. Poi sapete che la letteratura è, diciamo, una forma di eliminazione dei neuroni avariati, no? E quindi probabilmente è così in questo caso, insomma. Ti volevo chiedere, Enrico, che cos'è per te il brutto? Cioè, è semplicemente la standardizzazione delle idee, la mancanza di creatività, oppure ha delle caratteristiche estetiche, cioè è una dimensione più morale o più estetica quella del brutto? Ma io non sono capace di dire perché una cosa è bella, per esempio, però so riconoscere una cosa brutta, questa lo so riconoscere subito. C'è come uno stridio dentro, no? Che mi succede, e non è detto che le cose mie siano per forza belle o brutte, per cui faccio sempre un riferimento con le cose mie rispetto alle cose altrui. No, io dico semplicemente ci sono delle cose che stridono, oppure che invecchiano, oppure che non occupano bene lo spazio dove dovrebbero stare. Ci sono architetture che appena sono state costruite sono già vecchie. Non so questo fatto della vetustà del manufatto da cosa derivi, ma probabilmente deriva dal fatto di uno stile del momento che poi, come tutte le mode, va a decrescere velocemente e a diventare obsoleto. Non lo so, cioè non lo so. Io so che per fare le cose belle e per evitare le cose brutte bisogna fare una grande fatica. E bisogna comunque, diciamo, in qualche modo mettersi in piazza. Forse la cosa migliore è che ognuno faccia il proprio, no? Che è già tanto, come diceva Gandhi, cerca di essere quello che vuoi vedere che succeda nel mondo, insomma, cerca di essere tu, fai di prima persona, fai il meglio possibile il tuo mestiere e questa cosa qui vedrai che ripaga.
ripaga mettendo magari una piccola briciolina nel mondo della bellezza o della bruttezza, ma comunque hai fatto il tuo impegno, insomma. Ecco, questo io credo che sia necessario dirlo. Ecco, il brutto c'è anche nelle case, ovviamente, e quindi parliamo un po' della casa e delle qualità che dovrebbe avere, secondo te, la domesticità, no, di cui parlavi prima. Beh, la domesticità è una cosa di cui ti dico nessuno dei miei colleghi o pochi colleghi affrontano, forse anche a causa della clientela che chiede sostanzialmente per status symbol un soggiorno di 50 metri quadrati, e se hai 50 metri quadrati di soggiorno sei un figo, ma se ne hai uno da 100 sei ancora più figo, no? Poi se questa cosa del soggiorno tu non te ne fai niente, non importa. Alla fine le relazioni all'interno di una casa, anche con ospiti, cose di questo genere, cucina, pranzo, gli ospiti di una festa, di una cena così, sono tutti in cucina. Vi rendete conto? Cioè, ormai ci sono alcuni spazi che sono sopravvalutati come entità, come diciamo come uso, no? E altri che sono in situazioni di grande crisi, no? Cioè dico, il tinello di una volta non esiste più, il soggiorno si usa così, no? Meno male che non c'è più il cellophane da mettere sopra il divano, no? Non si fanno queste cose. Però anche la camera, per esempio, non è diventata una cosa dove trascorre la notte, non è importante, no? Ma invece è importante, come tutti gli spazi sono importanti. C'è una grande rivalutazione del bagno, no? Dove uno sembra perdersi ore e ore lì dentro. Non so, forse è una cosa così di moda in questo momento. Per esempio non ci sono questi livelli di attenzione per cui nelle camere c'è l'armadio. Una delle cose che uno si sveglia la mattina e vede l'armadio di fronte, ma è una delle cose più ignobili che esista, no? Poi le luci sono, io passo, cioè parto la mattina presto da casa mia e vedo queste luci accese delle cucine, dei bagni, e vedo queste robe algide, terrificanti, cioè questi LED sparati, in cui immagino che uno la mattina si svegli e abbia già questa faccia un po' grigia, no? Di suo, e dentro questi spazi qui così. Poi le lampade che stanno sopra i tavoli da pranzo sono altissime, sono lassù, no? Invece dovrebbero essere qua, questa altezza, no? Per illuminare proprio solo il tavolo e un minimo di intorno, così, non di più. Non servono queste cose. Poi le luci devono essere gialle, devono essere solari, non queste robe a gradi Kelvin, no? Per esempio quella luce lì mi dà molto fastidio, per esempio, perché una delle cose chiave nelle luci è di riuscire a fare luce senza vedere il corpo illuminante. Se hai questo inghippo così, hai già risolto una buona cosa. Poi il fatto della tanta luce o poca luce, no, ma io devo vedere, no? Ti dicono subito i clienti, no, io devo vedere. Allora io dico sempre, ragazzi, comunque tanta luce è coiara, no? E invece la penombra è una figata, no? Nel senso che la penombra è Caravaggio, cioè una roba così, no? Cioè, in cui nella penombra vivono tutta una serie di piccole atmosfere che nella luce cruda, sparata così, non ci possono essere, non ci sono piedi, non ci sono niente. È un po' come tornare a quelle signore delle conduttrici televisive che hanno le luci, come si chiama, sceniche, quindi non si vedono le rughe, tac, tac, no? Così. Cioè l'appiattimento delle situazioni e il mascheramento della realtà è un po' così, insomma, no? Per cui le luci sono importanti. Sì.
E leggiamo una paginetta di Enrico Sello sul tema della casa. Chissà cosa tira fuori adesso. Ho visto cose che voi umani... Inizia così il discorso finale di Blade Runner. Invece io ho visto case che voi umani... L'ultima che ho visitato presentava con orgoglio una camera da letto interamente bianca e rosa. Letto, comò, specchiera, luci, era tutto in tono, compresi 2 cuscini rosa con pizzo posti al centro del letto a 2 piazze. Su uno dei 2 comodini un finto telefono con tanto di cornetta con al posto della tastiera la foto dei figli della coppia. Il resto della casa, soggiorno, cucina e pranzo, era cosparso di oggetti tipo quelli che vedi nei negozi da fioristi di paese, rami strani, bocce di vetro, statue in miniatura di donne nude, quadretti afro Ikea, centrini e tappetini. Perché? Mi sono domandato. Le risposte. Paura del vuoto? Così la mattina esco di casa di corsa e vado finalmente a lavorare? Almeno così non mangio cose rosa, tipo gamberetti in salsa rosa, appunto. Non mi piace stare a casa, preferisco il bar. Sto diventando inesorabilmente un serial killer e non me ne sono accorto. I miei genitori non mi hanno tenuto sulle ginocchia? Aveva ragione Adolf Loos in Ornamento e delitto che su quel divano pieno di centrini una zia si poteva solo assassinarla. Il senso del vuoto va riempito con oggetti o con pensieri che sono liberi di ruotare nel nulla come sguardi mai fermi. La difficoltà di occupare il vuoto sostanzialmente con delle idee dovrebbe essere chiara a tutti e da tutti comprensibile. Nel vuoto che si crea tra le cose c'è molto spazio e con lui ci puoi giocare come un garrullo passero, altrimenti nel pieno c'è solo il pieno. La stratificazione degli oggetti basta a se stessa. I pensieri sono di fatto superflui. Non vorrei che si confondesse il pieno con il caos. A quest'ultimo ci tengo molto. Parlo di quel caos che ha anche delle regole difficili da scovare, che fa sì che il fumo di una sigaretta accesa parta dritto e poi si disintegri in timide spire senza nessuna apparente logica fisica. Quello stesso che fa sì che un pezzo di legno non assomiglia a nessun altro pezzo di legno, che i ciottoli minuti di un fiume siano tutti simili, ma non proprio uguali. Quelli stessi che possono essere portati lontano per dare un'aria di grandezza anche a un piccolo stagno. Il caos ha la bellezza delle cose incompiute e non finite, ha il valore delle cose umili e incomprese, ha il senso delle cose complesse che si manifestano semplici, ha la fortuna delle cose trovate perché mai perse. Ha il compito di dare dignità e fermezza anche alle cose piccole. Il caos assomiglia molto al concetto wabi-sabi. Il wabi-sabi è la bellezza delle cose imperfette, temporanee, incompiute. Il wabi-sabi è la bellezza delle cose umili e modeste. Il wabi-sabi è la bellezza delle cose insolite. Che cos'è il wabi sabi, Enrico? Come ce lo spieghi? Beh, intanto secondo me forse prima di tutto, non è una cosa nostra, è una cosa giapponese ovviamente, non è una cosa che si può concretizzare in poco. È un atteggiamento. Diciamolo così, è un atteggiamento che ci permette intanto di capire quali sono i limiti delle cose,
nel senso che capire quando una cosa è incompleta, per esempio, è già capire la cosa completa, no? Cioè fermarsi un attimo prima di completare una cosa è un atteggiamento così nobile, quasi, no? È come il pittore che fa un quadro che è perfetto, sì, ma poi ci mette le mani ancora, le zampacce, no? E dovrebbe avere qualcuno che gli dice no, lascia stare, tira via, va bene così, e invece continua a peggiorarlo, no? Quindi arrivare a quel limite lì ovviamente molto zen, no? Molto zen, di cui non si capisce esattamente, cioè, se io vi racconto una storiellina zen tipo quella dell'uomo inseguito da una tigre, no? Che ha una tigre sotto e allora lui per ripararsi si appende a un ramo sul burrone e dice così non mi prende, insomma, e poi vede un'altra tigre sopra però che aspetta che lui si tiri su per mangiarlo, però mentre sta lì appeso vede una bellissima pianta con delle fragole lì sulla roccia e le prende e ne mangia 2, erano buonissime. Ecco, cioè uno dice che significato ha questa cosa, no? Cioè se non un atteggiamento diverso, no? Cioè nei confronti delle cose. E questo wabi sabi è anche una mozione per dirci: ma avete bisogno di tutte quelle robe lì? Avete bisogno di tutto quello, no? Di quelle montagne di cose, di oggetti, di cose di questo genere? Oppure si può avere anche di meno, no? Non l'ho detto io, Less Moore, no? Cioè meno è meglio. I limiti della... Cioè, io devo parlare io perché comunque non ho riscaldamento, per esempio, no? Ma questo non è un esempio, è cercare di capire, ti dico, dove poter arrivare con i propri limiti. Per cui anche queste cose non finite mi piacciono sempre di più. Cioè, purtroppo lei, mia compagna, ho detto il cartongesso non lo vorrei stuccato, no? Cioè vorrei lasciato così e dopo dipinto. Allora questo marocchino che mi fa i cartongessi ha detto: ma dottore, ha la febbre? No? Ho detto, no, non ti preoccupare, anzi smetti di fare il marocchino tu, no? Cioè, se io ti dico fai così, no? Questo fatto di non stuccare le cose, questo fatto di far capire che quello lì è cartongesso attraverso non la stuccatura, neanche le viti, solo dipinto, basta. Ecco, comunque il nostro marocchino ha detto così se io avevo la febbre. E anche questo fatto comunque di ridurre all'essenziale le cose, che è una cosa importante, no? Cioè devi arrivare veramente all'osso delle situazioni. Non è che tutte le robe perfettine siano in qualche modo urlino la loro perfezione, anzi tante volte diventano plasticose, diventano finte, no? Se invece tu devi far suscitare la realtà di un oggetto, forse devi lavorare un po' col wabi sabi, no? Ecco. Sì, e mi sembra che collegato a questo ci sia anche l'importanza che tu dai alla poesia nel tuo lavoro. Poesia intesa non come lo scrivere poesie, ma come il fatto di coltivare una sensibilità da poeti, cioè ricercando in tutte le cose qualche cosa che ci parli, giusto? Beh, la poesia mi è sempre interessata, adesso io cito sempre il mio amico Augusto, detto Naso, che citava sempre queste cose. Ci sono 3 cose importanti nella vita: la salute, la poesia e viceversa, no? Questa banalmente così, adesso io cito sempre lui. Cioè trovare la poesia nelle cose vuol dire, è un atteggiamento anche questo molto difficile. È come
aspettare che cada una piuma da un grattacielo e sentire il rumore che fa, insomma, in qualche modo, cioè diventa... però deve essere una cosa che deve venire da dentro, cioè la poesia non è una cosa... Io conosco persone disdicevoli che continuano a usare le frasi e le poesie di Alda Merini, poverina, che ha avuto una vita travagliata, ha avuto una serie di casini, è andata in manicomio, cioè, che le ha avute tutte, no? Per cui la poesia che lei in qualche modo esprimeva nelle sue cose era comunque il risultato in un tormento, no? di una cosa così, e adesso viene usata come i cioccolatini Perugina, insomma, no? che è una cosa offensiva, io la vedo così, insomma. Quindi bisogna distinguere quelle che sono le forme poetiche vere da quelle che sono proprio quelle da cioccolatini, no? Cioè, vabbè, insomma, così. Marta, leggiamo una pagina sul rapporto tra poesia e architettura. Come si applica la poesia all'architettura? Non è una componente, è la componente prima. Senza di quella non c'è niente, è quell'elemento che ti fa guardare ogni volta una cosa con occhi sempre diversi. È la qualità di un gesto inaspettato. È quasi come l'amore o la tristezza. Siamo in un mondo in cui sembra, e lo è davvero, difficile andare avanti perché senza poesia siamo tutti quasi morti. I gesti poetici, quelli che sembrano inutili, sono invece indispensabili, ti portano in quel terreno insidioso ma morbido in cui le cose perdono finalmente il loro aspetto rugoso e inquietante e la bellezza arresta di colpo il cuore. Baudelaire. I modi per attuarli sono fortemente personali e ognuno ha i suoi. I luoghi per trovare la poesia sono impensabili, anche la pizzeria o Vesuvio può essere uno di questi. I tempi sono una rivelazione perché sono autonomi dal tempo, i perché sono molteplici, ma ne vale uno su tutti. Abbiamo un forte bisogno di poesia in tutte le cose, se no saremo delle merde. Mi è piaciuta questa tirata talebana, ci sto prendendo gusto. Domanda, ma tu pensi che ci sia richiesta di poesia o invece ci sia solo funzione, concretezza, soddisfazione di bisogni e cose di questo genere? La componente poetica non è quasi mai richiesta, ma non per questo non ci deve essere in architettura. La poesia è più forte se non è richiesta, se diventa un fatto inaspettato, una svista al programma del fare e basta. Basta, no? Basta. Cioè. Due ultime domandine. Sì. Allora, tu hai scritto, lo dicevamo prima, un libro, diciamo, di cucina. O meglio, un libro sul cucinare che poi, come tu stesso scrivi, presuppone il fare, che richiede creatività, pensiero, organizzazione, progettualità, e la cucina è nelle tue pagine quasi sempre una metafora dell'architettura. Tu parli a un certo punto del progetto necessario per preparare una cena. E allora una domanda che io ti faccio in quanto architetto è l'importanza del progetto, cioè, come abbiamo capito parlando con te, la premessa per un progetto è in un certo senso dimenticare quelli a cui già si è lavorato. O almeno io faccio così. Ma domanda tecnica, una volta che un nuovo progetto è stato elaborato, quel progetto per te diventa la regola ferrea della sua esecuzione o si può anche deviare? Cioè esiste un momento in cui il progetto non può più essere toccato o è possibile ripensare o addirittura stravolgere un progetto in corso d'opera?
Ma cioè, il progetto ha un iter abbastanza complesso. Allora, intanto una cosa, si può progettare qualsiasi cosa. Io adesso sono molto orgoglioso di dirvi che ho ricevuto una menzione per il progetto di un dolce. Che dolce mi porti stasera? Organizzato dal comune di Corno di Rosazzo in occasione del premio NOAC. Allora, la menzione, insomma, bene, no? Bene, vuol dire non ho vinto, perché non potevo vincere io, cosa c'è? Io non so neanche fare i dolci, no? Perché i dolci sono chimica, sono proporzione, sono quantità, sono robe esatte e io non ce la faccio a fare quelle robe lì. Quindi non ho vinto, però la menzione così, ed era io ho proposto un lecca perché NOAC ha questi elementi qui. NOAC è pieno di fossili. Sapevate che NOAC, la zona lì di Corno di Rosazzo, è piena di fossili? Allora uno dice fossili, ambra, e l'ambra contiene dentro la formichina, l'insettino, l'ambra è resina fossile, no? Quindi l'idea di lecca, no? Viene subito. Per di più il lecca è fatto con il vino NOAC, no? Se è fatto giallo è dello stesso colore del vitigno, no? E per cui abbiamo progettato questo lecca di NOAC. Allora uno non l'abbiamo provato adesso sarà c'è solo la ricetta qui. C'è solo la ricetta, ma perfetto, c'è un dosaggi, tutte queste cose qui. Adesso sarà compito del Civiform, no? Di realizzarla, no? E lì voglio vedere. L'ultima chicchina di questa situazione qua è nello stecchino del lecca, quello che regge il coso di zucchero, il bastoncino, è infilata una uvetta passa. Quindi finito di leccare tutto quanto, l'uvetta passa è la chicchina, magari a pirena, magari senza semi, cose di questo genere, ecco. Per cui vedi da dove partono le cose, partono da lontano, e arrivano poi in una soluzione che sembra banale, ma lecca di Noà è anche fattibile, no? Cioè, questa commercializzazione che io spero in grande stile che faranno del lecca di Noà, io pieno di royalties e roba del genere, no? No, ecco, per fare un esempio, insomma, io ho progettato biscotti, per esempio, mi sono divertito molto a progettare i biscotti di design, chiamiamoli così, perché il figlio di una mia amica lavora per una di queste industrie, no? Che fanno biscotti e robe del genere e prodotti da forno, e gli ho fatto notare che ci sono dei biscotti che sono decisamente progettati di design, il pavesino, il savoiardo, anche l'S di Raveo, mettiamolo anche quello, no? Cioè, e invece noto una mancanza di design dei biscotti che vengono offerti nel supermercato dal commercio. E allora anche lì mi ero messo a studiare, no? E anche lì ti vengono in aiuto anche la memoria. Io mi ricordo mia mamma che mi portava la Delser qui a Martignacco, dove vendevano i biscotti rotti. I pacchi dei biscotti rotti costavano niente. Adesso uno apre la cosa di biscotti, sono tutti rotti lo stesso, no? Ma una volta era una cosa così, era una cosa spaziale. Quindi magari ho pensato di fare un progetto di biscotti rotti ad arte, per esempio, in cui uno si componeva magari la mattina faceva un giochino, costruiva un paesaggio, no? Queste cose così. Quindi qualsiasi roba si può progettare. L'importante è che queste cose vengano da dentro, no? Da te, dalla tua storia, da tutto il tuo passato, che in certe situazioni ti frega, ma cioè nel mio caso mio bisnonno è inventore, mio padre è presidente del collegio dei geometri, l'avete ricordato, no? Cioè,
un'eredità pesante, c'è una roba, no? Poi mio padre citava sempre in perfetto dialetto udinese, come stai a casa, no? Oh, 2 figli bene e uno è architetto. Ecco, questo era l'apoteosi della cosa, quindi ha mai avuto una grande considerazione. Il passato aiuta se serve anche quello, se non serve si butta. Ecco, allora il chicco di uva passa infilato nel bastoncino del lecca-lecca direi che ci porta all'ultima lettura che abbiamo selezionato per questa sera, che è una delle tue pagine più belle secondo me, cioè la ricetta del grande arrosto alla Dumas padre. Ascoltiamola. Scegliere un'acciuga con cura, deliscarla, osservarla in tutte le sue parti con attenzione e perizia, quindi arrotolarla senza affettazione ma con occhio vigile. Arrotolata, inserirla in una oliva che avremmo scelto tra le più belle olive di Creta. Snocciolata, deporre l'oliva, che serba il ricordo del sole, sopra un piatto bianco, senza ornamenti o scherzi del destino. Ora, un uovo, farlo bollire in acqua e aceto di vino e 3 lacrime di rimorso. Farlo bollire per 5 minuti, non uno di meno, né uno di più. Bisogna fuggire la rovina del tempo e le mancanze imperdonabili. Bollito l'uovo, tagliatelo a metà, all'equatore. Attenzione, amico, a non sbagliare la divisione. Ora, liberatevi del tuorlo e dimenticate il rimorso. Inserite l'oliva con il cuore d'acciuga e chiudete l'uovo. Non lasciatevi andare a metafore, analogie, simboli alchemici o quadri di Bosch. Chiudete l'uovo e stop. Dare il tuorlo in pasto ai lupi o alle rondini, se è primavera. Quest'uovo, ormai uno scrigno segreto, mettetelo dentro una disossata quaglia che diventerà un sarcofago gastronomico incognito e delizioso. E la quaglia? Dentro a un piccione che non ha mai portato messaggi. E il piccione? Dentro a un galletto che non ha mai osato dare la sveglia a chi che sia. Quindi prendere il galletto e farne il ripieno di una cupa faraona che ha avuto l'incedere lento e regale di una principessa ferita. Mettere, senza fretta, la faraona dentro un fagiano che aveva un aspetto troppo ironico per sopravvivere a uno stupido cacciatore, e questo fagiano, senza lardo e menzogne, inserirlo con cautela dentro una vecchia gallina già bianca e simbolo della memoria dell'infanzia. Ora guardare l'orologio e poi l'opera culinaria fin qui svolta. Prendere un tacchino americano che ci porterà alla mente gli indiani, la parte migliore e la parte più debole, Colombo e un discorso fra marinai. Il tacchino andrà senza avverbi dentro un agnello, privo di qualsiasi storia di ruscelli, lupi, Esopo e acqua fresca. Mettere l'agnello in un capretto che avrà molto camminato in montagna e avrà visto nel volo di una farfalla che entra e esce da questa storia ricetta, che sarebbe finito dentro a un maialino nato e cresciuto in pianura, in un assettico allevamento, profezia dell'agnello. Inserire quindi il maialino in un tenero vitello e il vitello in un puledro, il puledro in un manzo e il manzo finalmente in un bue. Ci vorrà un fuoco di cottura. Avrete avuto tempo e cura di costruirvi vicino alla vostra dimora un grande forno dove poter sistemare il bue che contiene. In questo forno vi sarà un fuoco di legno di betulla e vecchio ciliegio, e quando la fiamma sarà viva
vivo sarà il ricordo dell'imperfetto passato. Cucinare a fuoco lento. Infine sarà cotto il grande arrosto. Agire allora secondo l'insegnamento di sottrazione michelangiolesca del levare. Levare. E levare ancora. Ancora. Via il bue, via il manzo, il puledro, il vitello, il maialino, il capretto, l'agnello, il tacchino, la gallina, il fagiano, il galletto, la quaglia, l'uovo. Eliminare tutto. E tenere sul piatto bianco del ricordo l'oliva. Con lei o lui potreste certo dividere ogni cosa, ma vi sembrerà insensato dividere questa inseparabile oliva, tanta cottura per nulla. Nel contempo, non vi sembrerà insensato invece alzarvi astinenti, alteri, arguti, aristocratici, astratti, distratti dal mondo. E su questa non facciamo più domande. No, bene. Grazie Enrico Sello. Grazie a voi. Un libro molto pesante. Bene. Che è un libro sulle Wunderkammer. Oh, interessante. E poi il nostro guidoncino del club. Bene, attaccheremo in studio. Grazie molto.